Eccoci qua, siamo tornati e ho il piacere di rivedere una cara amica alla quale do un grande benvenuto. Chiara Calicetti, benvenuta di nuovo. Grazie Michele, grazie a tutti voi che siete qui ad ascoltarci. Dai, come stai Chiara? Innanzitutto, ti Cosa vedo devo dirti? benissimo. Super bene. Eh? Sono alla fine di un weekend super detox e quindi particolarmente bene. Sono contento, sono molto contento di vederti. Allora, con Chiara abbiamo lavorato insieme, abbiamo lavorato a svariati progetti e a lei ho chiesto in particolare di soffermarsi su un aspetto del marketing, ovvero le PR, ovvero come costruire e consolidare in sé le relazioni. Penso che sia la miglior persona, la miglior figura che possa aiutarci, ecco, ad entrare in questo argomento. Mi fai diventare tutta rossa. Devo, cavolo, è il mio obiettivo. Ascolta Chiara, allora innanzitutto, chiariamo bene una cosa: che cosa sono le PR? Cosa sono le pubbliche relazioni? Questa è una bellissima domanda perché Vero? quando si parla di comunicazione uno entra, agenzia di comunicazione vuol dire tutto e il contrario di tutto. Quindi, come dire, è anche un percorso che ci si costruisce nel tempo. Sì. Allora, per farvi un piccolo excursus e farvi capire chi sono e che cosa stiamo facendo, vi posso dire che io per esempio sono partita dal giornalismo, quindi io ho Mh-mh. avuto la fortuna di avere uno zio super famoso, Lamberto Secchi è stato lo storico direttore di Panorama, quello che ha portato il panorama settimanale in Italia e quindi da bambina sognavo di fare la giornalista. Vedevo lui e dicevo: "Io voglio, diventare come lui". E avendo appunto la fortuna di frequentare tanto Cortina, dove noi ci siamo conosciuti, ho avuto la fortuna di inseguire dei mostri sacri del giornalismo. Io ero una bimbetta petulante quattordicenne che anziché andare alla sala giochi inseguiva Montanelli, Pieroni, poi che era un inviato del Corriere della Sera, c'era Rolli Marchi, c'era Jaś Gawronski e io seguivo loro, nel sogno di diventare poi, almeno un pezzettino di quello che erano loro. E quindi ho fatto tutta la mia diciamo, ho sempre avuto pochissime idee, ma assolutamente chiare. Io alle scuole elementari sapevo che dovevo diventare giornalista e sono andata dritta come un fuso, quindi ho fatto il liceo classico, ho fatto scienze politiche perché volevo una roba che mi permettesse di avere tempo per fare, ai tempi miei, l'abusivato in redazione, che era una cosa meravigliosa. Si entrava dallo sgabuzzino, lavoravi ovviamente gratuitamente insomma cose che oggi non si fanno più, ma avevi l'occasione di stare con dei maestri e imparare il mestiere. Quindi, io in realtà, ben prima della laurea, ho cominciato questa gavetta, l'ho cominciata a Certo. 17 anni, ovviamente il giornale della mia città è il Resto del Carlino, la prima collaborazione col Resto del Carlino a 17 anni e insomma una volta laureata io ero già giornalista pubblicista, quindi dentro la redazione e ho fatto un periodo fantastico. Fantastico perché ho potuto toccare con mano veramente, era uno stage, non mi facevan far delle fotocopie, il lavoro e ho avuto anche la possibilità di fare l'esame da giornalista professionista. Quindi io a 27 anni ero perfetta per quella carriera lì. Poi che cosa è successo? Folgorazione sulla via di Damasco. Mi propongono un contratto a tempo indeterminato per andare alla redazione di Leggo. Voi considerate che io in quegli anni avevo avuto la fortuna di fare delle robe in redazione fantasmagoriche. Ho fatto uno scoop ho trovato la prima moglie di Montanelli, insomma la troverete su internet, insomma è stata veramente un'avventura. Mi facevano fare, siccome mi divertivo molto, mi buttavano a fare qualsiasi cosa e a fare la notte nel mondo dello scambio vestita da scambista con lo scambista professionista e il giorno dopo l'11 settembre in giro per Bologna, Firenze, col Chador, quindi col rischio di essere bussata da tutte le parti. Insomma, ho fatto delle cose stupende. E a un certo punto mi dicono, perché purtroppo l'editoria vive un mondo difficile, lo viveva e oggi lo vive ancora di più, mi dicono benissimo, ti diamo il contratto a tempo determinato se
fai la redazione di Leggo. La redazione di Leggo era un lavoro copia e incolla di agenzie e io ho detto, se a 27 anni il mio entusiasmo lo mollo a fare la redazione di Leggo, non è possibile. E da lì, senza paracadute, sono uscita. Tutto questo preambolo per raccontarvi poi le varie possibilità. Insomma, esco, ho la fortuna di incontrare una persona che lavorava ai tempi molto con il Ministero della Cultura, era il ministro Urbani, e mi dà la possibilità di cominciare a fare la comunicazione per la DARC, Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanea. E qui il mio primo approccio, diciamo, al mondo delle PR, al mondo dell'ufficio stampa, che è quello che faccio oggi, ovviamente con un bel focus sul mondo dell'arte. E sapete che cosa ho scoperto? Che stare dall'altra parte della barricata, ovvero sia fare il comunicatore, fare l'ufficio stampa, cavolo, mi piaceva molto di più che fare la giornalista. Perché? Perché viviamo un mondo, un sistema dell'informazione veramente faticoso e affaticato, perché un giornalista che sta in redazione, che faccia un quotidiano, un periodico, ha carichi di lavoro bestiali, non c'è più il tempo per andare a cercare le notizie, per approfondirle, eccetera, ma tu devi riempire una serie di pagine tutti i giorni e le devi chiudere, devi fare i titoli, le didascalie, mettere le foto giuste, eccetera. E quindi per chi è un po' creativo, perché la creatività è fondamentale, creativo, curioso e che si innamora tutti i giorni dei propri lavori, dei progetti che segue, vi devo dire, star dall'altra parte della barricata è niente male. E qui arriviamo ai giorni nostri, alle attività cosiddette di PR. Vabbè, su questo mondo PR si dicono un sacco di cose, alcune anche super scurrili, quindi ve le risparmio, però che cosa vuol dire? Che cos'è il mio lavoro oggi? Il mio lavoro oggi è capire un progetto, capire se quel progetto è nelle mie corde, perché ognuno di noi ha una sua sensibilità, una sua passione, una sua capacità di raccontare, perché dobbiamo essere un megafono. Ci chiamano per portare fuori, per essere un moltiplicatore, per essere un passaparola evoluto. E quindi la prima cosa che dobbiamo fare è analizzare il progetto che ci viene proposto, perché se il progetto che ci propongono non è nelle nostre corde, ve lo giuro, non si va da nessuna parte. E questo è già un primo insegnamento, secondo me. Cioè, Fondamentale, se una fondamentale. persona vuole, scusami, non volevo interromperti, era proprio per dire, No, no, se una assolutamente. persona, cioè, se vi affidate a un ufficio stampa, già la prima cosa che bisogna capire, che dovete capire lato PR, lato questa persona che vi può aiutare da questo punto di vista, è capire se quel progetto è veramente nelle sue corde. E questo mi confermi, tra virgolette, quello che ci siamo già detti anche molte volte nelle nostre chiacchierate, il sentire a pelle veramente se quella cosa tu riesci a raccontarla, perché poi entriamo poi adesso nel meccanismo, è quello che ti fa effettivamente poi riuscire a far pubblicare o meno la notizia. Tu la devi amare, deve essere parte di Sì, te e quando la racconti la devi raccontare come se fosse una storia della tua vita a cui tieni, perché sennò si capisce che è una roba finta e posticcia. Il nostro lavoro necessita di veramente un grande dispendio di energie, perché tutte le volte che io racconto una cosa che mi piace, mi viene un po' mal di pancia e quindi cioè, ci metti quel pathos che è fondamentale. Quando ero molti anni fa, molto più giovane, ovviamente non avevo ancora capito bene quale fosse la mia strada, perché poi ovviamente vi ho detto, abbiamo cominciato a fare, ho avuto la fortuna di cominciare a fare l'ufficio stampa per l'arte, l'architettura e il cinema. E poi ovviamente io ero bolognese, sono tornata nella mia Bologna e dovevo capire cosa fare da grande perché avevo un percorso che più o meno era già scadenziato. Ho rivoluzionato tutto sotto lo sbigottimento generale e in maniera del tutto naturale a Bologna ho cominciato ad aggregare colleghe, ragazze giovani che venivano per la maggior parte dal mondo del giornalismo, che ovviamente non trovavano tanto sbocco nel giornalismo perché è dura proprio trovare una possibilità.
E quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo dato vita in maniera del tutto inconsapevole, la mia era totale inconsapevolezza e devo dirvi anche un po' di incoscienza. Abbiamo dato vita a una piccola agenzia, un piccolo nucleo di agenzie in cui abbiamo sostanzialmente unito i talenti di tante persone. E mentre in quegli anni a Milano c'erano le agenzie assolutamente specializzate, chi faceva food, chi faceva design, chi faceva automobili, faceva automobili. Io per natura mi annoio a fare le stesse cose e in più credo che esista un metodo che è uguale per tutti i settori e quindi in maniera davvero spontanea e inconsapevole ho cominciato a lavorare molto di più sul metodo e sulle passioni delle mie colleghe. E questo ovviamente ci ha permesso di costruire, di dar vita a un'agenzia oggi che è molto specializzata in diversi settori, ma semplicemente perché una volta capito il metodo, una volta costruiti i database, perché i contatti sono fondamentali, perché è ovvio che se facciamo un comunicato stampa di una mostra d'arte non possiamo mandarla alla lista delle riviste di cucina, perché non c'entrerebbe un tubo, ma una volta messi a punto questi tasselli, diciamo, tecnici, poi cos'è sempre che governa? È il cuore, è la passione, è la voglia di fare. Di nuovo, per tornare ai ricordi, ma fa sempre piacere, poi sono sempre esperienze che si scambiano. Una volta tornata a Bologna, dopo queste belle esperienze a Roma, dopo una bella esperienza messa in saccoccia, dopo tanti schiaffoni presi a destra e a manca che sono super formativi, ho ricevuto una proposta che sembrava molto allettante, di seguire un grande centro commerciale, quelli che vendono tutte le grandi griff, insomma, non lontano da Bologna. E sembrava un lavoro bellissimo. Poi ho cominciato a frequentarlo. Vedevo collezioni che mi facevano rabbrividire perché erano di 50 anni fa. Vedevo una frequentazione che non mi piaceva per niente. Vedevo tutte delle cose che magari sono validissime, ma non sono nelle mie corde, perché io amo le cose autentiche, camminare nei boschi, i progetti curatoriali che mi accendano delle fantasie, per cui era diametralmente opposto a me. Io probabilmente non mi verrebbe mai in mente di andare in un centro commerciale. Uno, perché non sono una fashion victim e non mi interessa niente, quindi quello. E quindi sapete che cosa ho fatto? Nonostante fossi giovanissima, nonostante non avessimo chissà quali lavori, io in maniera molto onesta ho raccontato a queste persone che mi avevano dato fiducia che mi dispiaceva, erano carini da pazzi, ma io non ce la facevo. Quando dovevo raccontare che cosa facevano, mi veniva mal di pancia all'opposto e quindi non trasmettevo un tubo. E questa, insomma, è così, vita vissuta. Beh, questa è già tanti spunti perché proviamo già a inquadrarli, come detto. Uno, se un museo, se un responsabile deve affidarsi a fare delle PR, pubbliche relazioni in generico, la prima cosa che deve capire è effettivamente la passione che c'è da quell'altra parte. Senza passione non riesce a essere veicolato un certo tipo di messaggio. Quindi regola aurea, definiamola così, quella che sta sopra tutto. Appena sotto c'è un metodo, comunque un certo tipo di metodo di lavoro che dopo andremo più a sviscerare magari, un certo metodo di lavoro che comunque consente da un certo punto di vista ad uscire in un certo modo, a battere, ecco, definiamo così, in un certo modo, e metodo di lavoro che sta sopra un certo tipo di database che per chi si occupa di PR È uno strumento è la prezioso. cosa più importante, sia per il museo, per gestire i suoi visitatori, per gestire tutte le persone che vengono a visitare, sia nel vostro caso, avere una certa lista contatti diventa ovviamente fondamentale. Ascolta, hai detto essere megafono, ok? Hai parlato che il vostro ruolo è un po' quello di essere un megafono. Molte volte c'è una sorta di confusione tra quello che viene definito le PR e la pubblicità e quello invece che è il PR e il marketing.
proviamo un attimo Gli strumenti che Mm, servono. mm, Forse l'ideale sarebbe inventare un buon mix di mm, tutto ciò. Perché, come abbiamo detto, allora, l'editoria oggi è editoria, diciamo, un po' affaticata. mm, Quindi quando noi pensiamo, quando facciamo un piano di comunicazione, quindi vi parlo dell'attività di ufficio stampa, che cosa immaginiamo? Immaginiamo un piano di comunicazione, che vuol dire, prendiamo ad esempio una mostra, ecco, per riuscire a comunicare una mostra, la prima cosa che dobbiamo fare è costruire, ma in maniera molto scientifica, e lo facciamo su un file Excel, perché questa poi fa parte del rigore del metodo. E quindi cominciamo a pensare che tipo di informazioni licenziamo mese dopo mese, in modo da costruire un'ondata che ovviamente non deve nascere e morire, ma c'è un percorso, c'è una gestazione che poi genera un output. Ovviamente il mondo dell'editoria, quando un ufficio stampa si rivolge al mondo dell'editoria, è un mondo ampio, è un mondo fatto di testate generaliste, ogni quotidiano ha le pagine dell'arte, seppur purtroppo siano sempre ridotte in termini numerici, ma esistono anche ovviamente tutte le testate, diciamo, specializzate, le testate di settore, che quindi devono essere dei punti di riferimento imprescindibili. Oggi ovviamente l'editoria è online ed è offline, e se vi devo dire che se fino a qualche anno fa ovviamente, come dire, un'uscita su una testata cartacea aveva un gran valore, quindi per me, se me l'aveste chiesto 5 anni fa, preferisci un online o un offline? Vi avrei detto un offline, perché la carta è... Oggi è cambiato il mondo. Oggi preferisco uscire su vanity.it o sulla testata Vanity Fair. Non c'è un dubbio. Io desidero vanity.it, perché a quel punto lì l'effetto virale lo posso implementare moltissimo, lo posso mettere sui social, quindi veramente si può costruire un sistema di comunicazione molto più ampio. Ovvio che la pubblicità, come dire, va di pari passo, ma è una cosa diversa. Io se decido di pianificare una pagina tabellare su delle testate, siano esse online o offline, quindi un banner, è ovvio che io lì ho un investimento, so che investo per l'acquisto di 1, 2 o 5, so che il giorno X, Y e Z che abbiamo stabilito contrattualmente, quelle pagine escono. Oggi che cosa succede? Non dovrebbe essere così. Chi ha cominciato come me più di 20 anni fa, ahimè, insomma, ci avevano insegnato delle cose diverse. Oggi pianificare significa anche essere più sicuri che la redazione abbia un interesse / un occhio di riguardo in più sui tuoi comunicati. Quindi, in generale, per un'ottimizzazione si fa. E poi ovviamente se questi giornali li vogliamo tenere in vita è giusto fare anche delle pianificazioni, perché diversamente vanno in estinzione, quindi questo lo dobbiamo anche mettere in conto. Pubbliche relazioni che cosa fanno? Condiscono un po' il tutto, fanno un po' il trade union del tutto, perché ovviamente pubbliche relazioni significa inventarsi dei progetti speciali, significa individuare dei target specifici e costruire dei programmi ad hoc per riuscire, che ne so, si prendono tutte le associazioni Rotary d'Italia e si fa una bella proposta, un pacchetto per riuscire ad attrarli a quella data mostra. Quindi significa usare un po' di ingegno, un po' di esperienza e sempre la famosa agenda dei contatti, perché l'agenda dei contatti che ti costruisci esperienza dopo esperienza, progetto dopo progetto, ovviamente ti permette di aggiungere sempre un tassello a quello che tu vai ad offrire. Poi il mondo della comunicazione oggi veramente è esploso con tutta la parte digital che in effetti è assolutamente complementare. Mi sono fatta
una stampa sulle professioni del digital e ve le leggo così per ridere insieme. Digital Marketing Manager, Digital Account e Project Manager, Digital Copy, Editor, Digital Planner, Digital PR, Digital Analyst, Digital Sales, Digital Strategist. Posso andare avanti ancora 5 minuti. Cioè ormai, e qui sei tu che entri in campo, io non so se, perché a volte c'è anche un eccesso, se tutta questa frammentazione di figure sia poi così corretta. Quello che per esperienza provata sul campo tutti i giorni credo che abbia un valore è affidarsi a una buona società in grado di fare comunicazioni intese come PR e ufficio stampa. Una buona agenzia in grado di fare tutta la parte digital che è complementare, va a braccetto e diciamo che un aspetto nutre l'altro, perché poi insomma la viralizzazione che permette la parte digital, la parte media non la permetterà mai. È ovvio che uscire sul Corriere della Sera fa brand, fa awareness, ma come esito sul pubblico una buona campagna digital ha molte più opportunità di restituzione. Quindi oggi probabilmente un aspetto non prescinde dall'altro ed è ovvio che una parte di pianificazione è quel quid che aiuta a dare un po' di gas a tutto il sistema. Quindi credo che per un museo, un artista, ecco, pensare a un buon bilanciamento di strumenti. Provo a soffermarmi ancora un po' di più su questa cosa delle PR. Prima tu parlavi di metodo, parlavi di ondata, che quindi ovviamente non basta ovviamente solo unicamente mandare via il comunicato stampa, quello che è, quanto richiamare, fare le cose canoniche che devono essere fatte quando viene mandato via il comunicato stampa, il recall e costantemente battere, pianificare bene. Un consiglio per un, chiamiamolo, piccolo museo. Per partire, ok? Se uno dovesse partire in questo momento per fare ufficio stampa fatto in un certo modo, quindi non banalmente avere l'amico alla redazione alla quale mandare e dire ok, arrangiati tu. Proviamo a dare magari una scadenza. Ho una mostra che deve essere, adesso siamo in fine giugno, scusami che è fine giugno, siamo inizio luglio. Devo fare una mostra tra 6 mesi, ipoteticamente. A livello di tempistiche, quanto tempo prima devo cominciare a raccontare e avvicinandomi costantemente battere? Allora, questo è un esempio molto calzante e quando mi dici 6 mesi mi si riempie il cuore perché normalmente a noi dicono fra 15 giorni apre la mostra, oddio Sì. come facciamo? Infatti volevo dare fin da subito spazzare via. Allora, come in qualsiasi strategia online e offline serve pianificazione, l'hai detto tu. Certo. Io mi sono preso 6 mesi, voglio stare anche più larghi per me, però so che molte volte adesso è 6 veramente... mesi è un tempo meraviglioso che non capita a me, però proviamo a ragionare sui 6 mesi perché va benissimo. Allora, se abbiamo 6 mesi davanti, noi sappiamo che il primo comunicato con cui in particolar modo vogliamo andare a raggiungere le testate periodiche, perché ovviamente dobbiamo lavorare su chi ha una gestazione di produzione più lunga, lo dobbiamo mandare 3 mesi prima. Okay. 3 mesi prima noi siamo sicuri che siamo assolutamente nei tempi giusti. Quindi che cosa vuol dire? Nei 3 mesi precedenti possiamo prenderci il tempo necessario per fare con calma l'attività di analisi sia del contenitore che del contenuto, per andare a individuare quelle che sono le vere notizie. Perché tu prima a un certo punto hai detto faccio un comunicato, lo mando a un amico in redazione. Io ti devo dire che di amici ne ho un'infinità, ma proprio perché sono amici tendo a non chiedere i favori e ti spiego perché. Perché conosco benissimo la situazione dei giornalisti. I giornalisti sono in redazione, hanno 3 minuti per aprire 200 email, hanno comunque bisogno di avere delle notizie per alimentare i loro giornali. E quindi io che cosa faccio? Io cerco di
costruire le condizioni affinché quel mio amico, che sicuramente se riceve una mail da me la legge perché mi conosce, perché mi vuole bene, perché sa che gli mando dei buoni contenuti, ma quando la apre trova un comunicato che è scritto benissimo, che contiene le regole delle 5 V, che sono un obbligo che non ci dobbiamo mai dimenticare, che scriviamo un comunicato stampa o che scriviamo un articolo giornalistico. Il chi, cosa, come, dove, quando e perché ci devono essere, e devono essere molto puntuali, le informazioni anche di servizio, perché non può perdere tempo ad andare a cercare delle informazioni. E a quel punto lì, certo che se lo apre a uno spazio in pagina e questo comunicato ha queste caratteristiche, contiene una notizia, molto più facilmente farà copia e incolla e quel comunicato diventerà un articolo per andare ad implementare la rassegna stampa. Quindi per tornare invece alla nostra pianificazione meravigliosa, che non succede mai, i primi 3 mesi io me li prenderei per studiare appunto contenitore e contenuto, per pensare anche, siccome dobbiamo mandare dei comunicati poi in maniera ritmata una volta al mese, dobbiamo anche appunto costruire qualche cosa di notiziabile una volta al mese. Allora, al mese 3 sappiamo già che abbiamo la nostra, inviamo il comunicato stampa alle testate periodiche e poi ci concentriamo su di loro facendo i recall per sincerarci, 1 che le abbiano ricevute, 2 che abbiano la possibilità di metterci in pagina. Poi penserei di fare una conferenza stampa. In questo momento abbiamo visto che le conferenze stampa digitali hanno preso una bella piega. Io sono convinta che i giornalisti oggi abbiano anche voglia di rivedersi e di darci anche un bacio perché è più bello, però non dimentichiamo che la pandemia qualcosa di buono ha lasciato, quindi una conferenza stampa o in presenza o in digitale la lascerei. È un'occasione per dialogare direttamente, mettere curatori, direttore del museo, eccetera, a diretto dialogo con i media. A quel punto lì lo step successivo, diciamo nei 15 giorni, nei 15 giorni che precedono l'inaugurazione della mostra, dobbiamo ovviamente cominciare a concentrarci su quelle testate che sono testate quotidiane, quindi quotidiani, web, radio e TV diventano il nostro obiettivo primario. Ovviamente all'interno di queste macro categorie ci sono dai quotidiani nazionali, quotidiani locali, le testate che ovviamente proliferano sul web. E cosa facciamo? Ovviamente andiamo a cercare quei contatti che sono i responsabili della cultura, dell'arte, quindi andiamo a mirare come cecchini gli interlocutori giusti. A quel punto lì, da quando la mostra inaugura per tutta la sua durata, ecco, la scommessa è quella di inventare delle azioni che siano notiziabili e quindi azioni che possono essere anche pensate e rivolte al pubblico finale e che i media ci aiutano ad andare a raccontare. A tal proposito vi faccio un esempio. Parlo sempre di Cortina, l'avete capito, è il mio luogo del cuore. Vabbè, ho questo, così, sono una montanarina mancata, bolognese per caso. Contrario mio, no? Quello che ti ho detto l'altra volta, che Esatto. invece potenzialmente sarei più un residente di Bologna che di Belluno, però ok. Vedi che chi è liscio vuole essere riccio, è sempre quella storia. Okay. E quindi vi faccio questo esempio di un progetto che stiamo seguendo tra arte e montagna, quindi proprio prende 2 mie super passioni, mi piace da pazzi. E dovete sapere che all'arrivo della stazione di monte del Falzarego c'è un posto meraviglioso che si chiama Lagazzuoi Expo Dolomiti. Sì. E che cos'è? È uno spazio, è un polo culturale, è uno spazio espositivo che è sorto a 2778 metri di altezza tra Cortina d'Ampezzo e l'Alta Badia. Un ingegnere visionario, che poi è colui che è il proprietario, diciamo, della funivia del Falzarego,
ha pensato di alzare la stazione di monte e costruire questo museo che è su 3 piani, che è altamente tecnologico, proprio perché vuole essere sostenibile, punta soprattutto a valorizzare la fotografia e proiettandola in modo da non dover stampare nulla o comunque pochissimo. E quindi vi dico che solo andare nell'ascensore della Gazzoia Expo Dolomiti è un'esperienza, perché è un ascensore tutto di vetro, quindi quando tu sali hai di fronte la Tofana di Rozes, a me ogni volta viene un mancamento. E quindi lui ha inventato questo museo e a un certo punto ha cominciato a pensare a dei contenuti. Lui aveva un grande desiderio, ha il desiderio di raccontare diciamo la montagna con uno stile diverso da quello da cartolina che oggi siamo abituati a vedere. E quindi lui vorrebbe trovare una diversa cifra stilistica per il mondo della montagna. Da qui ovviamente un grande lavoro sulla fotografia. E quindi che cosa abbiamo fatto? E lo abbiamo fatto insieme. Non solo abbiamo costruito un programma di mostre che potesse valorizzare fotografi con questo tipo di specializzazione, ma lui si è fatto anche promotore, il Lagazzuoi Expo Dolomiti, di progetti curatoriali, quindi da lui interamente sostenuti, uno per l'inverno e uno per l'estate. Quello per l'estate in particolar modo si chiama Lagazzuoi Photo Award ed è sostanzialmente è un premio fotografico incentrato sulle Dolomiti e vuole ovviamente raccontarle per immagini, vuole raccontare la bellezza, il senso della meraviglia che questo ambiente suscita a chi lo osserva. E quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo individuato un curatore che è forse il curatore più importante in questo mondo, che è Denis Curti, è tra i principali esperti di fotografia a livello europeo. Abbiamo fatto una call per fotografi professionisti e non. Abbiamo costruito una giuria, niente male, oltre a giuristi, diciamo, a membri di giuria del settore. Abbiamo coinvolto Mario Calabresi, che voi conoscete, l'ex direttore di Repubblica. Abbiamo coinvolto la giornalista Susanna Tamaro, che ovviamente ha una sua poetica speciale ed è una grande appassionata di montagna. E è nato questo premio. Quest'anno proprio verrà dato il primo premio, verrà conferito il primo Lagazzuoi Photo Award a Olivo Barbieri, che è un mostro sacro della fotografia e che ha vinto con un progetto, si chiama Dolomites Project, che aveva proprio avuto una sua prima esposizione al MART di Rovereto. Ecco, queste azioni, ovviamente azioni importanti che coinvolgono nomi importanti, permettono di fare un'ottima comunicazione. E ti devo dire, Michele, che quando mi hai gentilmente coinvolto in questa avventura del tuo Super Summit, sono andata un po' a cercarmi sui giornali di settore un po' di spunti e su Art Tribune, che è ovviamente è un riferimento. Ho trovato un articolo molto interessante che dà proprio su questo punto di domanda, comunicare l'arte o no e come, raccoglie tutta una serie di spunti di esperti che mi piacerebbe condividere con voi, perché ci permette di fare degli altri ragionamenti. Francesco Cavalli, che è il direttore creativo di Left Loft, dice: l'integrazione tra contenuti e comunicazione, quando procede, accompagna e segue i progetti, ne determina il successo e la percezione. Una buona comunicazione aiuta a emergere e a incontrare il pubblico. Sembra una banalità, ma è ovvio che quando si comunica l'obiettivo primo è quello di incontrare il pubblico. Paola Manfredi, che è di PCM Studio, dice: la centralità della comunicazione nella società contemporanea è un dato di fatto e sotto gli occhi di tutti. Visibilità e sostanza, essenza, forma e contenuto.
Anche questo mi sento di sottolinearlo, perché in momenti di difficoltà come questi, cosa succede spesso? Che i primi tagli che si fanno sono quelli alla comunicazione. Ecco, quello in realtà in tutti gli ambiti, non solo in quello artistico, credo che sia proprio l'inizio della fine. E dice: la comunicazione invade ogni ambito, è una sorta di colore ulteriore nella tavolozza del mondo. Mi sembra un'immagine molto poetica e devo dirti che mi piace. È ovvio che il passaparola è da sempre il miglior mezzo di diffusione delle notizie e di conseguenza anche della promozione delle persone, oggetti, eventi. E ora che il passaparola è virtuale, tutto è manifesto in un batter di click, quindi l'importanza di andare di pari passo. La comunicazione ai media e la comunicazione digital di fatto diventano un tutt'uno, diventa un'osmosi. Nella cultura contemporanea un curatore, un direttore, un'istituzione non possono prescindere in fase progettuale dal comunicare. È un binomio ormai irrinunciabile. Quindi addirittura qual è il consiglio? Quando si comincia a progettare una mostra, partire da quel momento a lavorare sulla comunicazione, non affidarla a qualcuno in corso d'opera 15 giorni prima, pensando che poi possano, come dire, si possano fare dei miracoli. E infatti Paola Marino, che è una giornalista, dice: basterebbe comprendere che la comunicazione è parte integrante dell'ideazione. Una buona teoria prevede che almeno un terzo del budget di una mostra sia destinato alla comunicazione, e questo vi posso dire che nel mondo reale non capita mai, perlomeno a me non è mai capitato. Riuscire a far parlare del proprio evento è frutto di strategie e relazioni, ma anche di adesione al progetto e capacità di trasmetterne professionalmente intenzioni e contenuti. Quindi questi mi sembrano degli spunti veramente interessanti. E Alessandra Mammì, che è un'altra giornalista, dice: saper comunicare un progetto è parte del progetto stesso. Un titolo fa la fortuna di una mostra o di un film. Un buon layout buca lo schermo liquido dei nostri social. Nessun curatore o direttore di museo dovrebbe pensare che la comunicazione è compito di un ufficio stampa che in un secondo momento arriva e chiama i giornalisti. Se non ha mai funzionato in passato, ora non funziona più. Il curatore o direttore deve immaginare la comunicazione come un'estensione della scrittura visiva della sua mostra, capire qual è il suo target di pubblico e cercare di raggiungerlo lì dove si trova. Mai lanciare un messaggio sperando che sia raccolto, e soprattutto mai illudersi che un progetto per la sua qualità possa imporsi da solo. Quanti direttori, curatori pensano di aver avuto l'idea del secolo e quindi per questo motivo in un qualche modo come dire, lasciano andare le cose al destino. Questo in effetti potrebbe generare un bel disastro. Beh, guarda, secondo me anche qua abbiamo toccato anche un altro grande, grande tema. Allora, intanto il budget legato alla comunicazione. Viene detto un terzo, a me basterebbe molte volte un quinto, sinceramente, perché almeno si dice, appunto, mi ricordo ai tempi universitari che si parlava benissimo nella progettazione effettiva. Almeno un quinto del budget dovrebbe andare sempre in comunicazione. Cioè arrivare a un terzo è un sogno effettivamente, però l'importante è un'altra cosa poi che è stata detta, che è quella che deve essere parte integrante della comunicazione. Giustamente si diceva, non puoi pensare di creare il tuo ecosistema mostra senza poi effettivamente, senza pensare anche a come veicolarlo fuori, effettivamente, quindi a raccontarlo fuori. E lo stesso curatore, quindi questo qua è un grande, grande insegnamento, lo stesso curatore deve già pensare, il responsabile, chi comunque va, sarà un po' il responsabile, tra virgolette, della mostra, se può essere il direttore piuttosto che il curatore, deve già pensare a come effettivamente andare a dialogare, come andare a raccontare poi questa cosa, quindi come appoggiarsi a realtà come la vostra, la PR. Altre cose che secondo me hai detto giustamente, quando bisogna pensare effettivamente al lancio, quindi intanto darsi i tempi giusti.
ok? Non sono i 6 mesi perché magari non avete tempo, ok? Comunque cioè prendersi con ampio, quindi non un mese prima e lanciarlo un mese prima, ma prendersi almeno quei 3 mesi di tempo che consentano, uno, a chi vi fa le PR di capire bene il vostro progetto, le regole che abbiamo detto all'inizio, ovvero la passione, metodo e avere i contatti giusti, quindi questa è la fase iniziale, quindi prendersi per tempo. Il comunicato stampa deve essere un comunicato stampa fatto in un certo modo, non mandarli a cazzum verso i nostri amici che magari lavorano in certi posti, ma che quando effettivamente mandiamo via quel comunicato, effettivamente questa persona ci prende e dice ok, se me l'ha mandato è veramente una notizia da pubblicare. È Cioè, potenzialmente di suo interesse, non gli ecco, mandiamo ecco, la porcheria che gli fa perdere tempo alla persona. perché appunto i tempi veloci impongono ovviamente anche delle scelte, delle cose da comunicare, quindi contenuti veramente di valore e poi fatto bene, che devono rispondere alle 5 WD, no? Esatto. Fondamentale risulta la conferenza stampa, quindi il fatto comunque di mettere delle persone, sia dialogare dietro uno schermo, quello che è, piuttosto che metterli dal vivo, ovviamente dal vivo acquisisci un altro sapore, banalmente solamente la visita in esclusiva prima a determinate persone. Io qua mi permetto di aggiungere, eh, quando viene fatta un'azione del genere, sapere dialogare molto di più con i visitatori fidelizzati. Quindi in questo caso qua portare i visitatori fidelizzati prima dell'inaugurazione vera e propria, solamente con loro in un determinato momento a fare la visita con il direttore, ok? Cioè, È è un così che privilegio è un meraviglioso. privilegio, un sogno, cioè è un qualcosa che dà ancora più valore ai nostri visitatori, a mio parere, e poi fatta la conferenza stampa, fatta la mostra, ovviamente pensare a quelle che tu hai definito delle azioni notiziabili, quindi ovviamente che possano fare veramente notizia, basti pensare a quello che avete organizzato sul Lagazzuoi, ne abbiamo parlato anche con Gianluca Magri, a proposito appunto del Lagazzuoi e delle azioni che lui stesso Certo. ha creato, e il contattare delle persone in focus, ciò che voi avete fatto appunto alla Gazzuoi, di andare a chiamare come addetti alla giuria, comunque a fare un po' da responsabili a tutto quello, sono delle persone che sono in focus con il nostro settore, quindi non da prendere, in questo caso quello che noi diciamo, prendete delle persone esterne al vostro settore, in questo caso non funziona, cioè in questo caso qua bisogna portare delle persone che possono andare, da megafano, e possono andare a fare da megafano e far da eco alla nostra mostra e a quello e stimolare effettivamente, quindi toccare le corde giuste, toccare le persone giuste affinché facciano da eco alle notizie che noi vogliamo far uscire. E poi ovviamente, ripeto, me lo sono anche risegnato, l'incontrare veramente il pubblico, lo ripeto, come ho detto prima, incontrarli prima dell'inaugurazione, quindi con il nostro pubblico in target, con il nostro visitatore già fidelizzato, e poi effettivamente incontrare il pubblico che da là ci può dare ulteriori notizie, può farci dialogare ulteriormente. Ribadiamo la necessità che la comunicazione quindi diventi una parte integrante di tutto il nostro percorso. Se volessimo dare un ulteriore spunto a chi ci sta ascoltando, quindi come trovare un bravo addetto PR. Ora, cosa migliore da fare è chiamare Chiara e voi siete a posto, quindi chiamate Chiara che voi siete ovviamente a posto. Così dormite sonni tranquilli, Ecco, sto scherzando. quante persone gestisci, Chiara, per curiosità, te in questo Allora, momento? noi siamo, diciamo che l'agenzia che vi raccontavo prima, nata in maniera inconsapevole a Bologna, ha preso forma, si chiamava Omnia Relation e l'ho aperta nel 2004 e siamo arrivati ad essere 22. E poi abbiamo avuto la fortuna, alla fine, a maggio dell'anno scorso, di incontrare una realtà grandissima, una realtà meravigliosa che si chiama Doc Servizi, che è la più grande cooperativa del mondo della musica e dello spettacolo, che ci aveva chiamato perché aveva un'esigenza, perché doveva comunicare i suoi 30 anni di vita. E una cooperativa molto particolare, con 34 sedi in Italia, 8.000 soci lavoratori, 200 dipendenti, un fatturato l'anno scorso di 80 milioni di euro, quindi è una realtà molto significativa. A un certo punto, quando appunto mi hanno chiamato, io in maniera molto onesta, come vi raccontavo prima, chiacchierando con il presidente, ho detto: tutto quello che mi racconti è bellissimo, ma io non capisco.
perché non so che cosa siano le cooperative, non ho mai avuto modo di toccarle con mano. Io ho bisogno di capire meglio la realtà e mi sono presa 2 mesi per capire il contesto. E a un certo punto, ovviamente capendo io il contesto, ho avuto modo anche di raccontare a lui chi eravamo. Noi eravamo quasi tutte donne, non voglio fare discorsi di genere che sono antipatici, ma questo è un lavoro molto femminile, dico per la parte media, e per la parte digital assolutamente un mondo super maschile. E noi eravamo, diciamo che eravamo già abbastanza strutturate, perché abbiamo appunto un settore che si occupa di arte, design, tecnologie e comunicazione diciamo più corporate, un settore che si occupa di turismo della montagna in modo particolare e di sport, e un settore che si occupa di food, hospitality, quindi facciamo tanta comunicazione anche per gli hotel, e wellness, terme e simili. E quindi diciamo che un po' ci mancava quella parte di musica e spettacolo che invece nelle corde di Doc. Bene, a un certo punto questo presidente meraviglioso cosa mi dice? Che mi dice una frase che mi colpisce, mi dice: sai che 8.000 persone che si tengono per mano è diverso da 22? Ecco, con un po' di gestazione noi 22 siamo entrate a far parte di quelle 8.000 persone. Ed è stata ovviamente una fortuna gigantesca, perché oggi siamo sempre noi, facciamo lo stesso lavoro che facevamo prima, abbiamo gli stessi team, quindi noi ci occupiamo di comunicazione, ufficio stampa Italia, ufficio stampa estero. Ci occupiamo di digital, ma nella misura in cui facciamo i contenuti, noi non sappiamo fare le strategie, lì servono degli specialisti. Quindi noi, seguendo tanto i clienti, vivendoli i progetti, vivendoli in maniera così viscerale, è ovvio che c'è molto facile costruire anche i contenuti corretti che poi il digital strategist sa andare a posizionare, a gestire nel modo giusto. Scusi. E quindi niente, poi completa il nostro quadro, abbiamo un ottimo ufficio, noi lo chiamiamo progetti speciali / marketing relazionale. Che cosa cerchiamo di fare? Cerchiamo sempre di offrire quel quid in più. Vi faccio un esempio: se una mostra magari ha dei problemi di budget, noi questo ufficio può anche magari cercare dei partner che aiutino anche, perché alla fine è anche un'operazione di comunicazione, cioè posto che non esiste più l'operazione di sponsorizzazione fine a se stessa, dove l'amico dell'amico ti dà 2 soldi, tu metti un logo e festa finita. Quello non interessa più a nessuno. Però oggi tante aziende, grandi aziende, hanno cominciato a investire in filoni tematici molto precisi. Pensate a Illy con l'arte, è un esempio veramente lapalissiano, no? Con le loro tazzine d'autore. Ecco, magari trovare dei partner che siano così nelle corde, in feeling, che magari ti danno una mano e quindi in co-marketing ti danno alcuni servizi. E poi, perché no, si lavora tutti insieme sulla comunicazione. Quindi oggi in realtà si può veramente spaziare, cioè fare comunicazione vuol dire poter aprire tante leve. Diciamo che è un po' l'evoluzione delle PR, secondo me, questa qua, ovvero il fatto di, cioè se noi dovessimo dire, ok, al museo, come devi fare per trovare un responsabile PR dato a te? Uno, la reputazione, quindi sapere con chi ha già lavorato, quindi ovviamente avere un ottimo feedback da quel lato, dal punto di vista là. Ovviamente l'esperienza, quindi da quanti anni sta facendo determinati lavori per poter veicolare certi messaggi, perché ovviamente l'esperienza porta contatti e contatti in questo settore qua diventano fondamentali. La specializzazione, come abbiamo detto prima, ovvero il fatto che voi siete in 8.000, va bene, siete però cioè siete verticalizzato, ognuno di voi è verticalizzato su un determinato settore e ovviamente all'interno di ogni settore ognuno ha il suo focus specifico, chi ha il museo piuttosto che chi ha
chi si occupa di food non può fare l'ufficio Ecco, stampa questo di è un una po' mostra il d'arte discorso. coinvolgente, certo. E l'evoluzione in sé di queste PR, quindi quali potrebbero essere le PR del futuro per i musei, è veramente delle partnership vere e proprie, non ai meri fini dell'avere la fee, come si dice, quindi di riuscire a due soldi come sponsor, ecco, vediamola così, trovare dei partner che siano partner, ma non perché ti danno degli sponsor, ma perché diventano veramente tramite joint venture una parte Parte del vera e progetto. propria, parte del progetto, che vengono e vanno a creare effettivamente ancora più indotto, perché io mi immagino poi che questo sponsor che diventa tuo partner può portare effettivamente i tuoi clienti che arrivano alla mostra, e ovviamente tutto l'indotto economico che prova. Quindi il futuro un po' delle PR può anche essere, senza può essere, sarà sicuramente anche questo. Chiara, mi sembra che i punti ne abbiamo toccati veramente tanti. Io ti ringrazio. Cosa dobbiamo fare adesso? Dove dobbiamo andare? Un sito, una mail, hai un qualcosa per essere contattati? www.doc-com.it. Ecco, perfetto. Allora, Chiara, grazie mille. E Grazie a voi, è stato un super piacere, mi sono molto divertita. piacere Ottime mio. idee, E falle più spesso. faremo, vediamo adesso, è lunga, è lunga. Ascolta, grazie mille Chiara, un abbraccio e buon lavoro. Un abbraccio a voi, Ciao, grazie. Ciao. grazie.